Buongiorno amici di Mattoscacco, oggi sono qui per rispondere ad una domanda che viene fatta, direi giustamente, sempre. Quindi cercherò di dare la mia risposta definitiva a questa domanda e anche perché molti studenti della nostra accademia ce lo chiedono ogni volta che entrano all'interno dell'area riservata e quindi farò questo video una volta per tutte, così la prossima volta linko direttamente la risposta con questo video. A questo giro è Aldo che ci fa questa domanda e dice: buongiorno a tutti, premesso che il mio ingresso in questa meravigliosa community, ma già seguivo tramite il canale YouTube, noto una maggiore consapevolezza in quello che faccio in partita, avrei una domanda da sottoporre, sicuramente stupida, non è stupida, ma confido in voi e nella vostra benevolenza nei riguardi di un giocatore davvero nuovo. Sono arrivato alla parte di lezione relativa allo studio delle aperture. Quello che mi è parso di comprendere è che nello studio e nella predisposizione dei PGN io vado a settare la migliore risposta o comunque le varianti migliori. Tuttavia, quello che temo, e spesso noto, è che non riesco a visualizzare se c'è un errore da parte dell'avversario e soprattutto come punirlo. Tra l'altro, quando è che dovessi riuscire a centrare... tra l'altro, quando è che dovessi riuscire a centrare il bersaglio, poi mi si aprirebbe una nuova partita dove spesso ho difficoltà nel capire le varie fasi. Cosa mi consigliate di comportarmi? Aldo, ti rispondo una volta per tutte a questa domanda. Allora, lo studio delle aperture, che sono le prime mosse in una partita di scacchi, sono la migliore successione possibile per il bianco e per il nero. Queste aperture vanno a seguire totalmente i principi dell'apertura. Quali sono i principi dell'apertura? Controlla il centro, cerca di non regalare pezzi, sviluppa fuori i pezzi il prima possibile, arrocca il prima possibile, cerca sempre un gioco attivo, evita le mosse passive. Quindi se noi andiamo a vedere queste aperture, anziché studiarle solamente a memoria, ma andiamo a capirle, è anche per noi poi molto più facile memorizzarle. Ad esempio, parto da questa che credo che tutti noi che abbiamo iniziato a giocare a scacchi abbiamo iniziato con ai 4-5, sia ad aprire con il bianco che a difenderci anche con il nero. Ora, qualsiasi apertura tu vada a studiare, a parte i trucchetti, no? Il matto del barbiere dove esci subito con la donna, ma andiamo un gradino sopra, quindi il giocatore che vuole iniziare a giocare seriamente a scacchi, qui, senza neanche conoscere le aperture, se io conosco i principi di scacchi, che cosa mi dicono? Sviluppa subito i pezzi perché devi arroccare il prima possibile, controlla il centro, e allora qui, senza sapere nessuna apertura, sono solo due le mosse che mi vengono in mente. D4 per controllare subito il centro. Cosa mi impedisce di giocare D4? In caso lui mi cattura, io ricatturo e ho una regina al centro. Mi sembra carina come cosa questa. Allora posso anche giocarla, lui me la gioca e mi ritrovo con la regina. Poi mi rendo conto con l'esperienza che questa non è un granché, infatti credo che non esista nessuna apertura dove ti ritrovi subito esiste il gambetto del centro ma non va in questo modo, perché poi che cosa succede? Permetti al nero di sviluppare un pezzo, si dice gratuitamente, perché poi ha il guadagno di tempo sulla regina, quindi adesso il bianco deve perdere un tempo per spostare la regina. Quindi alla fine vado a vedere che questa D4 che mi sono inventato non è un granché. Infatti, come ti dicevo, esiste sì D4, ma con l'idea di non uscire con la regina, per esempio di giocare C3 e su cattura, qui addirittura esistono mille varianti, però prendiamo la più semplice, quella dove si tira fuori il cavolo. Quindi si chiama gambetto, ho sacrificato un pedone per uno sviluppo più rapido dei miei pezzi e degli alfieri. D4 non è un granché, allora senza conoscere nessuna apertura cos'altro potrei fare qui alla seconda mossa? Ci sarà una seconda mossa migliore di tutte? Allora, dato che l'apertura dice controlla il centro e arrocca il prima possibile, io devo arroccare il prima possibile. Chi sono i due pezzi che mi ostacolano l'arrocco? Sono il cavallo e l'alfiere, quindi magari tirare fuori uno di questi due è bene, però magari li tiro fuori che controllano anche il centro, che fa parte dei principi dell'apertura. È chiaro che se metto alfiere in E2 non sto controllando il centro perché l'alfiere controlla queste caselle. Già se lo metto fuori in C4, e infatti questa apertura esiste, si chiama partita d'alfiere, l'alfiere sta
controllando il centro, cioè D5, queste sono le 4 caselle centrali e D5 è una casella centrale, in più fa anche una leggera pressione in direzione del re. Questa per esempio esiste, ma la migliore in assoluto e senza paura di avere smentite è sicuramente cavallo F3, perché sviluppa un pezzo, inizia a liberare lo spazio per l'arrocco, ma soprattutto è una mossa super attiva, attacca subito il pedone. Quindi cioè io con una sola mossa riesco a fare più cose, riesco a iniziare a liberare lo spazio per l'arrocco, sviluppare un pezzo, visto che sviluppare i pezzi è alla base dei principi dell'apertura, e faccio subito un gioco attivo perché guadagno un tempo su quel pedone che è indifeso. Quindi ora il mio avversario deve pensare come difendersi. Ora qui esistono tantissime difese da parte del nero, di 6, diciamo la meno forte probabilmente, ma è tutto un dire perché poi su ogni apertura potremo parlare per giorni. Diciamo che la classica risposta qui è cavallo C6. Perché cavallo C6? In che modo altro si può difendere questo pedone? Bah, potrebbe giocare donna E7. Ok, donna E7 difende questo, ma che cos'è che non va bene? Va bene che la regina non andrebbe mossa in apertura, altro principio. I pezzi pesanti dei torri e donne non vanno mossi in apertura, quindi questa mossa va contro un principio dell'apertura. Ora qui stiamo giocando supponendo di non sapere nulla delle aperture. Dopo facciamo l'esempio di quando uno conosce l'apertura. Ok? Ok, la regina qui si sta muovendo e va bene. Cioè, non va bene in realtà. Perché? Perché che cosa fa questa regina? Ha tappato, per esempio, la fuoriuscita di questo alfiere. Dato che anche il nero deve seguire i principi dell'apertura, sviluppa i pezzi, arrocca il prima possibile, questa mossa sicuramente non gli dà la possibilità di sviluppare i pezzi che dovrebbe sviluppare, ossia quelli dell'ala di re che gli permettono subito di arroccare, e quindi questo è un problema. Ora, da qui a dire grazie a questa mossa il nero perderà la partita è difficile, però quello che devi sapere è che sei in grande vantaggio. E qui arrivo al frutto della situazione. Lo studiare le aperture ti permette di non fare tutti questi ragionamenti che stiamo facendo noi all'inizio della partita, ma di giocare l'inizio della partita in maniera automatica. Perché è importante anche la questione tempo a scacchi, e quindi giochi in automatico perché tu sai che la mossa migliore è questa, e se il tuo avversario fa quella mossa, tu sai che la mossa migliore è questa. Se il tuo avversario non risponde come tu hai studiato l'apertura, e ti ricordo che quando tu studi un'apertura, tu stai studiando la risposta migliore del tuo avversario, allora è probabile che il tuo avversario è uscito fuori teoria dell'apertura. Qui, diciamo, la teoria chiede cavallo C6. Ripeto, ci sono 1000 trucchetti, 1000 cose, però andiamo su cavallo C6. Cavallo C6 sviluppa un pezzo, principio dell'apertura, sviluppa i pezzi in apertura e controlla il pedone che stavo minacciando. Cioè, con questa sola mossa io faccio due cose. E tu dici, ma scusa, allora anche alfiere di 6 va bene perché sviluppo un pezzo e controllo il pedone che mi stavi attaccando. Sì, ma c'è un problema di questo alfiere di 6, è che mi blocchi il pedone centrale D. Se mi blocchi il pedone centrale D non posso controllare il centro, principio dell'apertura, ma soprattutto non può uscire questo alfiere sulla sua diagonale naturale. Quindi, ora, il fatto che l'apertura dice che qui la mossa migliore è cavallo C6 è perché ci puoi arrivare anche tu a tentativi. Puoi arrivare anche tu a capire che donna E7 non è buona perché intralcia l'alfiere. Puoi capire anche tu che donna F6 non è buona perché intralcia la fuoriuscita naturale del cavallo. Puoi capire anche tu che alfiere di 6 non va bene perché tappa la spinta del pedone D e tappa anche la fuoriuscita dell'altro alfiere. Ed F6 non funziona, lo vediamo tra poco. Ok, quindi conoscere, studiare il minimo, le prime 4-5 mosse di un'apertura ti permette ogni volta, supponendo adesso di essere dal lato dei neri, di dire e mo questo pedone come lo difendo? Quelli sono minuti, diciamo, inutili in cui tu stai lì a pensare come difenderlo quando c'è già l'apertura che dice guarda la migliore difesa di quel pedone è con cavallo C6, perché tutti gli altri metodi che abbiamo visto fino adesso vanno contro i principi dell'apertura, bloccano il centro, non sviluppano nessun pezzo, intralciano altri pezzi, eccetera, eccetera. Ora,
Lato bianchi. Se noi abbiamo studiato questa apertura e sappiamo che su questa mossa il nostro avversario deve giocare cavallo C6, ma non lo gioca e gioca per esempio una mossa come pedone F6, che roba strana questa mossa. Questa mossa segue i principi dell'apertura? Aiuta a controllare il centro? Beh sì, perché sostiene il pedone 5. Ha sviluppato qualche pezzo? No, non ha sviluppato nessun pezzo. Si sta assicurando di avere il proprio arrocco compatto? No, perché ha già mosso uno dei tre pedoni dell'arrocco. Allora qui, in molti casi non c'è la punizione immediata. In molti casi, come dicevamo prima, ok, ha messo l'alfiere qui, ha difeso il pedone con l'alfiere, bloccando il pedone D, bloccando anche proprio l'alfiere. Non esiste la punizione immediata, ma c'è semplicemente la possibilità di continuare a giocare con la consapevolezza che il nostro avversario sta peggio, con la consapevolezza che il nostro avversario prima o poi dovrà perdere un altro tempo per spostare l'alfiere, per permettere la spinta del pedone D e per far uscire l'alfiere. Quindi in cuor nostro qui stiamo già bene. Ora siamo al di fuori di qualsiasi teoria degli scacchi, ora si gioca a scacchi con la consapevolezza che il nostro avversario sta un pelino peggio rispetto a noi. Su F6 anche qui abbiamo la consapevolezza che il nostro avversario sta peggio, perché questo pedone va difeso con il pedone C6, per tutti i motivi che abbiamo visto fino ad ora. E se tu me lo difendi con questo pedone, ma io questa non me la ricordo di averla studiata in qualche apertura, in qualche difesa, allora o continuo a giocare tranquillamente come voglio, per esempio io posso ora giocare tranquillamente pedone D4 senza conoscere nessuna apertura, ma l'apertura mi dice sviluppa i pezzi e posso mettere questo alfiere C4 che è un'autostrada, controlla il centro, chi me lo vieta di fare D4? Ovviamente su eventuale cattura non vado con la donna, altrimenti prende il tempo, ma vado con il cavallo. Ma qui addirittura, come vedi, questa difesa è talmente brutta, si chiama difesa Damiano, che è stata totalmente sdoganata e questa è vincente per il bianco. Dopo cattura c'è addirittura questo scacco di donna che poi porta a vincere la partita. Il G6 sarebbe mortale perché arriva anche l'attacco doppio, quindi qui il re, l'unico modo per pararsi è andare qui, ma arriva scacco, arrivano miliardi di scacchi, eccetera, eccetera. La partita poi finisce per scaccomato da parte del bianco. Quindi conoscere un minimo di teoria delle aperture ti permette di distinguere le mosse di teoria dalle mosse che non fanno parte della teoria. Fino, oserei dire, ai 1100 punti su chess.com, spesso e volentieri alla terza, quarta mossa siete fuori da teoria, perché i vostri avversari non hanno studiato la teoria delle aperture e giocano a sentimento. E il giocare a sentimento vuol dire che non stanno trovando la mossa migliore in quel preciso istante. Quindi, in questo caso, come F6, ti ho fatto vedere che c'è la punizione immediata, questo sacrificio di cavallo che se non lo conosci difficilmente ti può venire in mente, oppure anche una mossa come D4, ok, non chiudi subito la partita, ma qui il bianco comunque sta meglio, cioè due pedoni al centro, ha già entrambi gli alfieri liberi e qui è partita ovviamente schiacciante per il bianco. Voglio farti ora un altro esempio, per esempio alcuni giocatori giocano la difesa siciliana, e 4 e 5 difesa siciliana, però alcuni gli piace il nome, conoscono solo questa prima mossa e poi non sanno in che modo continuare. Nella difesa siciliana, se uno si studia veramente le prime 4-5 mosse a memoria, sa che ora la mossa più forte in assoluto è cavallo F3. Perché cavallo F3 è la mossa migliore in assoluto? Perché D4 ha lo stesso problema che poi mi arriva col cavallo e mi prende il tempo sulla donna. Alfiere in C4 non funziona perché il nostro avversario ha la possibilità di giocare E6 D5 in questa formazione. Sono finite. Sì, cavallo C3, possiamo giocare cavallo C3, andiamo a fare un Grand Prix, esiste anche, però diciamo cavallo F3 è la più gettonata. Qui la mossa da teoria, per esempio, è D6 o esiste anche 6. Perché non sviluppare un pezzo? Ah, ok, si può giocare cavallo C6. Perché non sviluppare il cavallo F6 così inizia a liberare l'arrocco? Non funzionerebbe perché c'è subito E5, il bianco guadagna spazio con guadagno di tempo sul cavallo. Quindi in realtà, cioè, ripeto, studiare le prime 4-5 mosse della teoria dell'apertura come se fosse la Bibbia, ovviamente fa bene prima capirle, aiuta a non
pensare troppo in apertura e alla fine fare la mossa non corretta. Ora qui diciamo D6, ci sono 1000 varianti e qui il bianco da teoria ha la mossa più forte possibile che è pedone D4, perché la teoria dell'apertura dice controlla il centro, cerca di sviluppare tutti i pezzi e ovviamente la spinta del pedone in D4 permette anche l'apertura dell'alfiere campochiaro. Ora non è che una mossa magari come alfiere B5 ti fa perdere subito all'istante, ma la più forte ora è pedone D4. Supponiamo che il nero abbia finito le proprie conoscenze della teoria, quindi sapeva solo qua, il nero sapeva solo che c'era C5 e che poi c'era D6. Ok? Ora qui la teoria ti dice che devi cambiare, non ci sono altre possibilità, ok? C'è anche la variante con cavallo F6, però qui bisogna cambiare, non ci sono altre possibilità. Ok? E se qui il tuo avversario non ti cambia, cioè tu hai studiato la difesa siciliana e sai che qui il tuo avversario ti deve cambiare e il tuo avversario non ti cambia. Per esempio ti gioca E6 o per esempio ti gioca cavallo C6. Probabilmente qui c'è una punizione. Magari non è immediata o magari semplicemente sai che stai meglio. Per esempio io qui vedo che se catturo e catturo, il mio avversario ha perso la possibilità di arroccare perché ha mosso il re. Quindi questa risposta che lui si è inventato non va bene. La teoria infatti diceva cattura, perché se non catturi poi il nero sta in difficoltà. E se il nero ancora non conosce la teoria e gioca cavallo C6 iniziando a crearmi attacchi su questo pedone centrale, porca vacca, io mi ero studiato che mi catturava, questa mossa mi ha sorpreso e mo son fregato. No, e mo tu c'hai il coltello a parte del manico, perché se tu sapevi che da teoria lui ti doveva catturare e non l'ha fatto, vuol dire che probabilmente non ha fatto la mossa migliore e quindi o c'è una punizione immediata o la pagherà dopo. Anche in questo caso io credo che ci sia una punizione immediata, che è la spinta di questo pedone. Ora il cavallo non può andare qui perché altrimenti lo mangio e guadagno un pedone. Non può andare qui altrimenti si doppia i pedoni, noi sappiamo che i pedoni doppiati sono il male assoluto, anche se c'è un capitolo sull'Accademia dove trattiamo seriamente i pedoni doppiati, vediamo che possono essere anche forti. E questo cavallo probabilmente se ne deve tornare a casa. Ora, un cavallo che è uscito in C6 e che poi è tornato a casa non sono 2 tempi persi. 2 tempi persi in apertura è come se il mio avversario per 2 tempi ha fatto passo, ovviamente non esiste il passo a scacchi, però immaginati fa passo, dai, gioca tu bianco, passo, ti do un'altra mossa di vantaggio. E questi sono vantaggi che iniziano a essere considerevoli. Andiamo a vedere un altro esempio ancora. Siamo al lato dei neri, ovviamente ci stiamo preparando su E4 e 5, su cavallo F3, su cavallo C6 e su cavallo C6 abbiamo studiato che le due possibilità principali sono alfiere C4 che prende il nome di apertura italiana, partita italiana, perdonami, e B5 partita spagnola. Bene, ma qui il nostro avversario ci sorprende e gioca pedone D3. Cavolo, io però mi ero studiato tutta quella continuazione col bellissimo alfiere che va in C4 in B5 e adesso sono fregato. Ok, siamo fuori dall'apertura. Questo è poco ma sicuro perché le risposte migliori del bianco adesso erano andare con l'alfiere lì o alfiere lì. In realtà c'è anche cavallo C3, 3 cavalli, eccetera, ma prendiamo dei principali. C'è anche D4, partita scozzese, ce ne sono tante, però parliamo di quello che succede in un ambito, diciamo, sotto i 1000 punti. Allora, qui ci ha giocato D3 e D3 non può essere buona perché il bianco è vero che si è aperto la diagonale di questo alfiere, ma si è chiuso questo, poverino, che tra l'altro sarebbe l'alfiere più importante che permette poi l'arrocco, quindi non deve essere buona. Ok, è uscito di teoria. Oh, in cuore mio so che sono in vantaggio e già sapere dentro di sé che si è in vantaggio non è cosa da pochi, ti fa giocare con un'area di superiorità che a volte a scacchi serve, quella un po' di cazzimma di dire questo sto giro lo batto, questo a volte serve, non sottovalutate mai l'avversario, però un po' di sicurezza di sé va sempre bene. E qui, allora, siamo fuori di teoria, non so che cosa giocare, cosa dice la teoria delle aperture? Tira fuori i pezzi, controlla il centro. Allora, potrei giocare un alfiere C5, ho tirato fuori un pezzo e controllo caselle centrali, alla grande, le 4 caselle centrali sono queste, ricordiamo.
Oppure posso fare di meglio, visto che lui sta giocando in maniera passiva? Perché se lui avesse giocato alfiere C4, per esempio questo non l'avrei mai potuta fare, perché lui come minimo me lo cattura. Però, adesso che ha giocato così, perché non giocare D5, controllo il centro ed apro entrambi gli alfieri? Christian, però, qui siamo sempre allo stesso punto, che poi lui ti cattura, tu catturi con la regina, ti arriva cavallo C3, tempo sulla donna e devi ritornare indietro con la donna. Serve tantissimo? A sto giro no, perché c'è anche alfiere B4, inchiodatura sul cavallo, sviluppa un altro pezzo e qui la posizione, secondo me, del nero non è niente male. Lui sicuramente si schioderà e qui magari probabilmente dobbiamo andare anche una situazione di questo tipo, ma qui credo che come minimo arriva a rocco corto o a rocco lungo nel giro di poco tempo e la partita si gioca. Siamo totalmente fuori teoria, ma studiare la teoria ti aiuta a capire quando vai fuori teoria, capito? E questo è il bello, cioè conoscere quali sono le tue mosse migliori e le risposte migliori che dovrebbe fare il tuo avversario ti permette di capire quando siete fuori teoria e quindi quando iniziare a giocare a scacchi. Dopo di tre, io dico sempre, qui si gioca a scacchi, non è più teoria delle aperture, giochiamo in automatico le prime mosse, qui si gioca a scacchi, fermo, pensi, qual è la mossa ora migliore da parte del nero? Alfiere C5 sicuramente buona, ma la migliore è D5. Ma quando mai, ragazzi, si vede che il nero può ottenere questa situazione dei due pedoni centrali? Nella teoria delle aperture, mai, perché se il bianco gioca bene, il nero non riesce mai ad avere due pedoni così spinti. Però se il bianco gioca male, gioca passivo perché D3 è una mossa passiva, ecco che allora il nero riesce ad avere due pedoni centrali come se fosse un bianco. Quindi se il bianco permette al nero di giocare come se fosse un bianco, va bene. Ok? Facciamo qualche altro esempio. Sto giocando con il nero contro D4 mi sono studiato un pochettino qualcosa contro D4, il famoso gambetto di donna, C4 è il gambetto di donna, ho studiato dalla teoria delle aperture che in realtà non mi conviene troppo catturare questo pedone perché ho scoperto che questo è un gambetto, cioè un regalo momentaneo di questo pedone che permette subito al bianco di ottenere un fortissimo centro e io poi non so bene come muovere i cavalli perché poi mi avanzano questi pedoni, me li scacciano ed è un casino. Quindi ho studiato dalla teoria che sarebbe meglio rifiutare questo gambetto e ho studiato che c'è varie risposte, C6 e 6, supponiamo che mi piace 6. Bene, ho studiato sempre dalla teoria delle aperture che adesso il bianco dovrebbe iniziare a sviluppare i propri cavalli e iniziare a giocare per l'arrocco. Ma qui il bianco, che sapeva solo queste prime due mosse del gambetto di donna, gioca C5. Allora io, conoscendo la teoria delle aperture, per questo dico, raga, imparate a memoria le prime 4-5 mosse, perché poi se il vostro avversario non le rispetta, si inizia a giocare a scacchi. Qui si gioca a scacchi, boom, è finito. Finita la teoria delle aperture. E sarà mai buona una mossa di questo tipo dove a mossa 3 il nostro avversario invade la nostra metà campo perché la scacchiera è divisa in due, metà campo nostra e metà campo avversaria, l'ha già invasa, però cavoli, questo è un problema, non ci fa sviluppare l'alfiere qui, ci toglie spazio, mi sembra opprimente questa cosa. Ma è mai possibile che il bianco possa fare una mossa così che ci mette subito in difficoltà dalla prima mossa? No. Allora, qui per esempio, con un pochettino di conoscenza scacchistica, anche questa mossa si può smantellare. Sicuramente posso iniziare a giocare cavallo F6 per iniziare l'arrocco, eccetera, e non si sbaglia mai. Ma qui per esempio c'è il controgioco subito. Ti gioco B6. Ok, non sto giocando per sviluppare e controllare il centro, ma sto giocando per minarti questo centro che tu avevi e che adesso è un po' sbilanciato. Quindi io con B6 sto giocando subito. Chiaramente, se tu mi dovessi catturare, io posso scegliere con quale pedone catturare, però diciamo che di norma, cioè seguendo i vari principi degli scacchi, quindi studiando scacchi io imparo meglio come giocare in generale a scacchi, c'è il principio che dice è meglio che i pedoni catturino andando verso il centro, quindi così io vado verso l'esterno, così io vado verso il centro, quindi catturo col pedone A, libero la torre e supporto in futuro anche la spinta del pedone in C5, che è bellissimo, guarda qui, cioè chi è che c'ha un centro migliore adesso? E come vedi il bianco sta peggio.
E se il bianco su questa mossa, anziché catturarmi, vuole super difendere questo pedone in questo modo, porca vacca, adesso è un problema. Adesso è un problema perché se ora io gli catturo, siamo nello stesso punto di prima e non posso più fare nulla. Allora qui, e anche questo diciamo va un pochettino studiata, con l'esperienza difficile che arrivi così l'ispirazione dal nulla, qui c'è il controgioco a 5. Questa è una cosa che dico sempre ai studenti dell'accademia, su C5 c'è il controgioco immediato che è B6 a 5, creando questa doppia tensione, e qui il bianco ha poco da fare. Ha poco da fare perché che cosa fa? Se per esempio gioca a 3, per supportare la catena, niente, semplicemente perde la torre. Se per esempio ci cattura il pedone A5, ok, noi catturiamo al centro e poi perde un altro, perde un pedoncino, ma non solo perde il pedoncino, questo intanto lo perde, questo è sicuro che lo perde, ma in più noi avremo anche C5 e abbiamo un controllo del centro favoloso. Se gioca invece B per B6, qui giochiamo mossa intermedia, alfiere, scacco, qui si difende in qualsiasi modo e poi catturiamo questo pedone e andiamo in vantaggio di un pedone. Vedi che, come vedi, quando il nostro avversario esce fuori dalla teoria, e noi sappiamo che è uscito fuori dalla teoria, come facciamo a sapere che è uscito fuori dalla teoria? Perché conosciamo la teoria. Sappiamo subito poi trovare un modo per punirlo, ma anche se non lo troviamo, giochiamo in cuor nostro, sicuri, che quello che sta facendo il nostro avversario non è corretto, perché non segue semplicemente i principi dell'apertura. Andiamo all'ultimo esempio che ho preparato. Siamo i neri, qui ci stiamo preparando contro quella, quindi abbiamo detto su cavallo F3, risposta migliore cavallo C6. Oh, la partita spagnola, bellissimo. Sto studiando la partita spagnola, ho studiato che qui il nero ha pedone A6, in realtà poi Carlsen ha fatto capire che per la teoria è meglio cavallo F6, però fino a poco tempo fa A6 era considerata la migliore, quindi qui ho studiato che devo fare A6, e qui ho studiato che il mio avversario se ne va e fa tante altre cose. Ma facciamo conto che il tuo avversario invece ti cattura l'alfiere. Porca vacca. E mo sono guai. Cioè qui il bianco è uscito fuori dalla teoria, mo che faccio? Mo so cavoli. Perché non solo adesso, dopo che hai ricatturato questo alfiere, perdi l'alfiere, ma perdi anche il pedone. E qui devi sapere, quindi il mio avversario è uscito fuori dalla teoria, io mi aspettavo la solita roba che andava con l'alfine a 4, poi tiravo qui, poi magari arroccava, robe strane, ma mi ha catturato. Ora si gioca a scacchi. Si gioca a scacchi e sapendo esattamente come fare. Ora, qui che tu catturi col pedone D o che catturi col pedone B, si crea una doppiatura di pedoni, un'impedonatura. Impedonatura per impedonatura devi capire qual è la meno peggio. Allora, cercando di capire al meglio il gioco degli scacchi, io vedo che così, ok, porto un pedone verso il centro, il principio che dicevamo prima, e magari ho un supporto in futuro per D5, ma vedo che così è vero che tiro via un pochettino un pedone dal centro, ma ho aperto la diagonale dell'alfiere, ho entrambi gli alfieri liberi di muoversi. Quindi decido di fare questo. Ora, se il mio avversario è uscito fuori teoria perché la teoria diceva alfiere A4, vuol dire che di sicuro non può andare in vantaggio di un pedone. Non è che il mio avversario uscendo fuori dalla teoria mi può far male, perché la teoria è le mosse migliori, quindi lui non può con delle mosse secondarie, terze scelte, quarte scelte, quinte scelte, farmi più danni delle risposte principali. E qui, se qui ci cattura il pedone, non è che ce ne dobbiamo stare zitti in silenzio e dire oh cavolo, ho perso il pedone, vabbè, continuo lo sviluppo. No, sicuro c'è un modo per rivalersi in qualche modo. E qui, ora magari anche qui un pochettino difficile trovare subito la risposta migliore se qualche volta almeno non l'hai analizzata, magari verrebbe da fare donna e7, ma la migliore in assoluto è donna in D4 con attacco doppio e diretto su questi pezzi. Il cavallo ovviamente sotto deve spostarsi e il cavallo una volta che sotto si sposta, e qui abbiamo recuperato il pedone.
Tra l'altro se ora mette davanti la regina, cambio le donne e il mio avversario ha perso anche l'arrocco. È vero che magari senza le regine in gioco l'arrocco non è una cosa così importante, però qui il nero non sta affatto male e gioca la sua partita con la coppia degli alfieri. Quindi, riassuntone di questo video. A noi conoscere la teoria, e parlo per chi è all'inizio, le prime 4-5 mosse ci permette di avere una visione un pochettino d'insieme di come dovrebbe andare la partita e di quali sono le prime 4-5 mosse che uno potrebbe fare quasi a memoria senza perdere tempo nel ragionare alla mossa 1, alla mossa 2, alla mossa 3, qual è qui la mossa migliore da giocare per me. Però ci aiuta a capire qual è la mossa migliore che dovrebbe giocare il nostro avversario. E se non la gioca, forse probabilmente è andato fuori teoria. E se è andato fuori teoria, o c'è una punizione immediatissima che devi vedere, o continui a giocare la partita a scacchi, quindi fuori teoria giochi a scacchi con i principi di scacchi, controlla il centro, sviluppa, arrocca il prima possibile, metti in comunicazione le torri, eccetera. Giochi la tua partita a scacchi sapendo in cuor tuo di stare leggermente meglio. Poi da lì a dire che grazie a quell'errore, a quell'uscita di teoria, vincerai la partita, ce ne vuole. Io ti dico che a livelli intermedi avanzati, in genere, se il giocatore non rispetta la teoria, soffre per tutta la partita fino a perdere. Diciamo, a livelli invece medio-bassi, soprattutto chi inizia, uno può uscire fuori teoria 400 volte e ritrovarsi anche a vincere la partita, perché poi si commettono tanti di quegli errori nel medio gioco che poi, diciamo, quell'errorino in apertura non conta così tanto. Però iniziamo a pensarci come giocatori che sono in ottica di migliorare, diventare sempre migliori. Conoscere quelle 4-5 mosse d'apertura ti permette di giocare poi con serenità e sicurezza all'apertura e di capire quando il tuo avversario è uscito fuori dall'apertura. Spero che sia tutto chiaro, ci vediamo alla prossima.